prima da giocatore e poi da allenatore. È davvero una partita così speciale, sentita da parte dei giocatori e anche degli stessi allenatori, al di là delle varie situazioni, diciamo, geografiche? Cioè, viene preparata sempre in un modo particolare oppure è come tutte le altre? No, personalmente l'ho sempre preparata come le altre partite, anzi cercando di togliere proprio questa tensione che si crea in questa partita. È chiaro che non è una partita per Alde, per il contorno, per la vicinanza delle due città, per l'importanza della partita stessa, però viene in un momento dove ancora il campionato è molto lungo, quindi non deciderà sicuramente la classifica finale. È chiaro che il derby va giocato per vincere, è normale, perché ti crea quell'autostima e quella tranquillità per affrontare le altre partite con un piglio diverso. Però personalmente io ho visto la squadra preparare la partita con molta attenzione come l'abbiamo preparata con il Fano. E quindi su questo mi dà la tranquillità. Abbiamo qualche piccolo problemino e questo vediamo oggi di cercarlo di risolvere, però insomma ci arriviamo con qualche acciacco dovuto al fatto che qualcheduno non è stato bene in settimana. Beh, già che ci fai un punto della situazione, beh, sappiamo che mancano Mazzocco e Tabanelli, Candido sta facendo un po' a parte. Candido non ha mai fatto l'allenamento con la squadra, Chinellato è stato fermo 3 giorni per un problema di un virus intestinale che se l'è portato dietro da martedì, mercoledì ha fatto un allenamento, poi è ricaduto in questo, quindi anche ieri ha fatto un mezzo allenamento, quindi speriamo almeno di riuscirlo a portarlo in panchina perché è un'arma per noi molto importante avere un giocatore di quelle caratteristiche in campo e se possibile al limite per la ripresa, perché ha fatto proprio una settimana a singhiozzo e quindi non può partire inizialmente dall'inizio. Candido, i problemi di Candido ce li sta trascinando dietro dal ritiro della passata stagione. Abbiamo deciso nel periodo della sosta di dargli questi 15 giorni a parte se riusciva a recuperare questa infiammazione, che la pubalgia poi si definisce con poi un'infiammazione al pube, vedendo se per la prossima, per domenica, è disponibile, che sono giocatori per noi importanti. Quindi gioco forza in avanti, metteranno una formazione non con 2 prestanti fisicamente, ma stavolta ci sarà, non so se Marcandella, Capello, uno piccolo tra virgolette. Vicino. Quello sì. Capello poi è possibile a Chinellato, è un giocatore che ha delle caratteristiche particolari, non è velocissimo ma neanche lento come gli altri, non è fortissimo fisicamente ma neanche debole come può essere Marcandella. È un giocatore che sta crescendo molto, questa settimana ha fatto una grande settimana, è un giocatore che ha nell'1 contro 1 veramente cose importanti, è l'unico giocatore forse degli attaccanti che quando ha girato spalla alla schiena riesce a avere il guizzo, quindi potrebbe essere il suo momento di far vedere quello che ha fatto di bene nelle 2 stagioni precedenti, nell'Olbia e nel Prato. È un ragazzo, quindi va aiutato, va saputo aspettare e nello stesso tempo abbiamo Marcandella che era diciamo all'inizio quello più in forma, il problema l'ha fermato, però questa settimana l'ho rivisto al Marcandella dell'inizio stagione. Senta, col Fano siete piaciuti molto proprio perché avete fatto un gioco sulle fasce e dalle fasce sono partiti i 2 gol. Con il Vicenza è sempre quella la chiave possibile per sfondare oppure sì, considerando anche questo fatto che non c'è Chinellato, c'è il colpitore di testa sui cross? Sì, però Capello esatto. Sì, però Capello non è come Chinellato, però sì. È chiaro che secondo me bisogna sfruttare le caratteristiche dei giocatori. Noi abbiamo 2 terzini che sono più propensi ad andare che a difendere, quindi è inutile che te li terrei lì, li tengo lì a non farli andare con queste sovrapposizioni. È chiaro che col Fano giocava un modulo speculare al nostro, quindi non c'era l'attaccante sull'esterno. Sappiamo che se quando parte il terzino lì ci sarà subito una ripartenza del Vicenza, quindi noi dobbiamo essere pronti a un'eventuale copertura preventiva, perché loro lì hanno proprio la loro forza nei 2 laterali, Giacomelli e Di Giorgio, 2 giocatori di grande gamba. Però io penso che i nostri giocatori terzini possono fare le 2 fasi bene ed è un'arma importante per noi, per il Padova, avere questi giocatori che arrivano sul fondo con questa semplicità. È chiaro che rispetto al Fano vorrei un po' più di inserimenti delle mezzale, quello che è mancato per chiudere la partita prima, gli inserimenti centrali o anche il tiro da fuori come ha fatto poi Madonna.
Questo ci stiamo lavorando, ho visto che è solo una questione più che altro di condizioni, di smaltire i carichi di lavoro forti che abbiamo fatto, e quindi sono convinto che nel proseguo le nostre mezzale ci daranno anche gol, perché sono giocatori che hanno inserimento e tiro da fuori. Abbiamo un giocatore che secondo me è molto importante, che non bisogna cercarlo di farlo correre molto, che è Berlinghieri. Quindi bisogna, oltre ad andare sulle fasce, portargli la palla al centrocampo, perché in mezzo al campo, perché poi lui è molto bravo a dare le imbucate alle due punte. Senti, non ti chiedo cosa, ma guardando filmati in Vicenza o anche qualche partita, hai visto qualche punto debole su cui si può puntare in particolare? Tutte le squadre hanno i punti deboli, come l'abbiamo noi, come le hanno le squadre di Serie A di grande livello. Oggi a mezzogiorno guardavo una squadra di Serie A, tutti hanno dei punti deboli, quindi anche il Vicenza ce li ha, e quindi abbiamo cercato di lavorare su quelli. Oltre che quelli, io ho cercato di questa settimana, quando abbiamo ripreso dopo la sosta, di lavorare sui nostri punti deboli, cercando di limare quelle piccole imperfezioni che si sono accentuate dopo i 70 minuti con il fan, non chiudere la partita, non essere concentrati in ogni palla, e quindi ho cercato di lavorare su questo. Ho visto un grosso progresso della squadra. Io sono convinto che questa squadra qui a novembre sarà al top della condizione, sarà veramente una squadra importante da far essere orgogliosi la società, i tifosi stessi e me stesso e i propri giocatori, perché sono convinto che quando ci sarà una crescita di tutti sarà una squadra veramente importante. Bisogna dargli tempo, perché c'è tanti giocatori che non si conoscono ancora, perché tutto sommato noi rispetto all'anno scorso mi sembra che ne abbiamo cambiati 12 o 13, e quindi assemblarli non è facile immediatamente. Beh, è inevitabile chiederti, poi l'hai già detto anche in precedenza, però soprattutto adesso, un tuo ricordo di Vicenza dell'anno scorso. Io ho avuto un ricordo, ho detto che fino a che non sono stato mandato via ho avuto un ricordo molto piacevole. Ho preso una squadra che era ultima, l'avevo portata fuori dalla zona play-out, poi il giorno di ritorno abbiamo avuto qualche problemino. Quindi chi ha fatto la scelta di questa avrà avuto le sue buone ragioni. Io non mi devo togliere nessun sassolino, so di aver dato tutto a me stesso, so di aver ereditato una situazione difficile e di aver avuto anche la possibilità di avere eventualmente avuto un'altra possibilità nei play-out. Quando ero io sono andato via che ero quintultimo, quindi perché no, poi giocarsi anche l'ultima possibilità. Però è passato quello, io sono venuto qui a Padova consapevole della piazza, dell'importanza, la categoria non mi ha spaventato, era tanto che non la facevo, ho dovuto prendere subito visione, forse la prima partita non era ancora ben delineato di cos'è la Serie C è tutto un altro campionato rispetto alla Serie B, e quindi mi ci è voluto anche a me una partita per farmi capire che quello che fai in Serie B in Serie C non lo puoi fare. Ma cosa cambia? Cambia la qualità della palla, cambia che hai più possibilità di giocare palla a terra, qui invece molte volte la palla è in volo, buttano la palla avanti, e nei nostri 3 gol di Renate 2 sono proprio con palle buttate là, e noi ci siamo fatti trovare impreparati, e quindi vuol dire che devi avere sempre un'attenzione più che altro quando tu vai in attacco, proprio nella palla che loro recuperano te la buttano là, e quindi devi cercare di far ragionare i giocatori anche nella seconda palla. In Serie B questo avviene un po' meno, con un po' più di tranquillità, ti permettono un po' più di giocare dal basso. Qui appena muovi la palla, l'ho detto ai giocatori che sono scesi dai categoria, se non ci adattiamo subito alla categoria faremo delle brutte figure. Qui non puoi scartare, avere la possibilità di prendere la palla e scartare come può succedere qualche volta in Serie A e B. Qui immediatamente è un giocatore che si attacca, specialmente giocatori che scendono di categoria, che vogliono dimostrare che sono più bravi di quelli che sono scesi di categoria. Quindi bisogna adattare, avere un gioco corale abbastanza delineato, ma non portare palla se non vicino all'area avversaria, all'1 contro 1 penso che sia fondamentale, perché poi il calcio è poi questo, vincere i duelli nell'1 contro 1. Secondo lei si corre di più anche? Si corre di più male, ma si corre di più. Si corre di più male. C'è forse meno fisicità rispetto alla Serie B, e la bella in altre gare, c'è meno fisicità, ma si corre di più ma male. Molte squadre molte volte ti vengono a pensare anche in modo scriteriato, però ti mettono in difficoltà perché tu nella tua testa non pensi di avere subito una pressione così alta di giocatori vicino alla tua area.
come in Serie B non succede. Scusa, tornando sull'aspetto mentale, hai già detto qualcosa. Il Vicenza ha giocato domenica scorsa, per cui ho pensato a questa partita una settimana, insomma. Padova sono 15 giorni che a sto pensiero, più addirittura posticipata perché oggi giocano le altre, eccetera. Rischia di essere un po' logorante, no, questa attesa. In questo senso, ecco, hai fatto qualcosa? No, ho sempre cercato di distogliere la grande tensione che può creare questa partita. Durante gli allenamenti, oltre che della grande concentrazione, cercavo di distogliere il fatto di questa partita del derby, e quindi ho cercato di tenere tranquilli, e sinceramente ieri, vedendo l'allenamento, mi sembra che la squadra sia in ottima condizione proprio su questo punto di vista. Noi i 15 giorni sono convinto che ci hanno dato noia, e non è una scusante, non voglio avere scusanti, perché la continuità del campionato è importante. Preferivo avere la sosta o all'inizio, alla prima, o a metà campionato, quando si è un po' più stanchi. Dobbiamo avuto accettarla, ci siamo dovuti adattare, però quindi la bella prestazione dei 70 minuti con il Fano non si può distogliere in 15 giorni. Noi dobbiamo proseguire su quella strada, su quell'attenzione, su quella cattiveria, sulle seconde palle, cercando di portare la partita non nei primi 70 minuti, ma fino in fondo, con quella concentrazione come siamo partiti. È chiaro che domani all'inizio sarà una partita bloccata, perché nessuno vorrà fare una mossa. Io ho preparato la partita in un modo, il Vicenza l'avrà preparato in un altro, e quindi nessuno si vorrà scoprire le proprie carte. Però sono convinto che poi la mia squadra, quando comincerà a prendere, come col Fano, quella voglia di giocare con palla a terra come abbiamo creato col Fano, sono convinto che qualcosa di buono anche domani creeremo. Senta, dopo tanto tempo si vede un Euganeo con quasi 9.000 persone, perché saranno circa 9.000. Insomma, da un certo punto di vista, anche per un giocatore, e anche per i giovani, deve essere una bella cosa, sì, una bella cosa. Quindi consiglio che lei darebbe soprattutto ai più giovani, a quelli che sono meno scappati sui derby. Di essere tranquilli, che il nostro pubblico ci darà una mano nei momenti di grande difficoltà, e che bisogna dare tutto. La gente capisce quando uno esce dal campo stremato dando tutto. Poi i risultati molte volte sono condizionati, molte volte da un palo dentro, un palo fuori. Però l'importante è dare tutto con la massima concentrazione e non agitazione. Il pubblico per noi deve essere uno stimolo in più per fare bene, ci deve aiutare nei momenti di difficoltà, questo gli chiedo. Nei momenti di difficoltà, che ci saranno, perché tutte le squadre ce l'hanno, bisogna che il pubblico ci dia quell'aiuto in più. Poi noi dobbiamo essere bravi nel momento di trascinarli, come abbiamo cominciato a trascinare questi 9.000 spettatori domani. Dobbiamo avere ancora la forza di trascinare ancora di più nello stadio. Il nostro stadio deve diventare un bello spettacolo, un bello spot per la Serie C, dove si riempie è la parola grossa, perché questo è molto grande. Cerchiamo di riempire il più possibile lo stadio, e quindi abbiamo anche una missione su questo: riportare la gente allo stadio, appassionarsi ancora di più per la propria squadra, che è il Padova, e dipende dalle nostre prestazioni, non solo dalla vittoria, ma dalle nostre prestazioni. Io sono convinto che chi è andato a casa dopo il Fano ha avuto una sensazione di una squadra di una grande appartenenza alla maglia, quella che non ha avuto secondo tempo, secondo me, a Meda o Renata, scusate, non so bene, ecco quello. Lì abbiamo capito che noi dobbiamo essere quelli di Fano, tutti anche uscire sporchi, con i pantaloncini sporchi, con le calze rotte se è possibile, ma avendo dato tutto, allora la gente ti dà l'aiuto nel momento che hai bisogno.